Buongiorno a tutti, ben ritrovati con The Globe, appuntamento mensile con Eurizon, ultimo appuntamento dell'anno, ne approfittiamo per fare quindi un bilancio del 2025, vedere cosa lascia in eredità al 2026. Partiamo con cosa hanno fatto i mercati azionari quest'anno. Questo è quello che hanno fatto quest'anno, si nota la profonda correzione di marzo-aprile per la guerra commerciale, però poi si nota anche il grosso recupero, sicuramente un recupero, lo sappiamo, guidato dall'America, dal settore tecnologico americano, però in realtà se guardiamo nella fotografia dell'anno i migliori sono stati gli emergenti, partendo da un livello di valutazione più basso, però sono stati i mercati che hanno avuto meno volatilità e che sono stati migliori. Poi l'Europa, che ha tenuto molto bene nella fase delle tensioni commerciali, è solo terza in termini di rendimento dell'anno degli Stati Uniti, il che dice che comunque il mercato, per quanto appunto dominato dal settore tecnologico americano, si sta allargando geograficamente come settori. Mercati obbligazionari, vediamo qua la fotografia, negli Stati Uniti tassi governativi sia sulla parte a lunga poco, sia sulla parte breve in maniera più pronunciata sono un po' scesi nel corso dell'anno, quindi l'investitore in titoli americani ha incassato un po' più del flusso cedolare offerto. In Eurozona i tassi a lunga invece hanno lentamente continuato a salire, non raggiungendo tuttavia i massimi che erano stati raggiunti nel 2023, e quelli a breve risultano più bassi che inizio anno, quindi tutto sommato l'investitore in obbligazioni, in titoli governativi europei ha incassato bene o male il flusso cedolare offerto da queste obbligazioni. Il 2025 è stato un anno di prosecuzione del ciclo economico. Ricordiamo un ciclo economico iniziato dopo la recessione e la grande volatilità causata dal Covid, crescita economica ancora positiva nel 2025. Un ciclo economico che quindi ha resistito la guerra commerciale e anche le aspettative, come si vede da questi pallini, con le aspettative per il 2026 e anche per il 2027 sono di prosecuzione, con una crescita stabile, quindi senza la grossa variabilità che c'è stata negli anni iniziali del ciclo, e con l'America che cresce un po' di più dell'Eurozona. Però diciamo il contesto e le aspettative sono di prosecuzione del ciclo economico. In un contesto di inflazione ormai stabilizzato e che è rimasto stabilizzato, se vogliamo questa è forse la buona notizia del 2025, la guerra commerciale avrebbe potuto reinnescare inflazione negli Stati Uniti dove sono stati messi i dazi, però in realtà non ha riacceso l'inflazione in America è più alta di quella che è in Europa si è stabilizzata al 2, negli Stati Uniti si è stabilizzata al 3, però non è stata reinnescata dai dazi commerciali, e quindi quello è una buona notizia, perché appunto una combinazione di crescita economica stabile, inflazione anche essa stabile, è il migliore dei contesti per gli investitori e per i mercati finanziari. L'inflazione è la variabile chiaramente a cui di più hanno reagito in passato le banche centrali, e questa è la fotografia delle banche centrali. Con un'inflazione in Eurozona stabile ormai la BCE considera il suo lavoro fatto, ha riportato l'inflazione al 2%, adesso è lì, lei ha riportato i tassi al 2% e l'idea è che li mantenga lì per il 2026, poi queste sono aspettative di lungo periodo, ma per quanto riguarda l'anno prossimo le attese sono per una BCE che nello scenario centrale non fa nulla, sta coi tassi a livello dell'inflazione, politica monetaria neutrale. La Federal Reserve, che già ha tagliato i tassi ma quest'anno aveva sospeso il ribasso dei tassi per vedere l'impatto dei dazi, ha ripreso ad abbassare i tassi e l'idea è che prosegua a tagliarli nella prima metà del 2026 con obiettivo 3%, cioè anche lì con l'obiettivo di portarli al livello dell'inflazione e poi stare ferme. In base a queste aspettative, quali le indicazioni sul mercato obbligazionario? Lo osserviamo già da alcuni mesi in realtà. A fronte di aspettative di crescita economica stabile, inflazione stabile, banche centrali sostanzialmente in un contesto di neutralità di politica monetaria, l'aspettativa di consenso è che sul mercato che i tassi si muovono poco nel corso del prossimo anno. Come dice questa curva, no, dei tassi attesi tra un anno di fatto sovrapposti ai livelli attuali negli Stati Uniti e anche in Eurozona, dove anche qua la curva dei tassi attesi tra un anno lungo tutte le scadenze è di fatto sovrapposta a quella attuale. Come però abbiamo già notato, non vuol dire che i mercati obbligazionari non siano interessanti, l'investitore incassa su tutte le scadenze flusso cedolare superiore all'inflazione, incassa anche un premio al rischio per i rendimenti più lunghi e, come dicevamo, nel caso in cui invece qualcosa dovesse andare non in linea con le aspettative, ci dovesse essere un rallentamento
economico inatteso, i tassi a breve scenderebbero di più perché la Banca Centrale Europea e anche la Fed abbasserebbero i tassi, tutta la struttura si potrebbe spostare verso il basso, quindi rimangono una polizza assicurativa implicita nel mercato obbligazionario. Guardando agli altri mercati, quelli che hanno una dose di rischio superiore, vediamo che il mercato continua a presentare una scalettatura della remunerazione del rischio come ce la si dovrebbe attendere, quindi i tassi sono via via più alti quanto più il merito di credito è basso. Chiaramente gli spread, il differenziale, la remunerazione di un maggior rischio non è ampia come era dopo l'ultima correzione del rischio nel 2022, però rimane una scalettatura del credito, degli spread che remunera il maggior rischio che si ha sulla yield, sui mercati emergenti, quindi c'è ancora una remunerazione in un contesto di produzione del ciclo economico addizionale data dal credito e dalle attività spread aggiuntive. Considerazioni simili valgono per il mercato azionario. Le aspettative sul mercato azionario in un contesto di prosecuzione del ciclo economico è che prosegua il ciclo degli utili. Gli utili nel 2025 sono cresciuti quasi del 13% negli Stati Uniti e sono previsti continuare a crescere a doppia cifra anche nel 2026-2027. Molto ha il contributo del settore tecnologico, ma anche altri settori contribuiscono in un ciclo economico che prosegue. In Eurozona gli utili nel 2025 in realtà hanno messo un segno meno, questo soprattutto a causa dell'euro forte che ha tagliato gli utili prodotti all'estero, però con una stabilizzazione del cambio e prosecuzione del ciclo economico l'idea è che l'Europa possa recuperare in termini di utili nel 2026 e proseguire nel 2027. Quindi le aspettative di utili sono positive, sono un supporto importante per i mercati azionari. Molti contestano il fatto che però i mercati azionari già scontano in parte queste aspettative e sono valutati in maniera un po' cara. In realtà, se andiamo a vedere, è il mercato azionario americano, questa è la fotografia dei rapporti prezzo-utili. Il mercato azionario americano che effettivamente ha dei rapporti prezzo-utili un po' elevati, sebbene non così elevati come erano ad esempio dalla correzione del 2022 e men che meno come erano nella bolla del 2000. Però in realtà sappiamo che sono delle valutazioni dove soprattutto il settore tecnologico ha delle valutazioni tirati. Al netto di quello le valutazioni sono molto più contenute, così come lo sono quelle degli emergenti e dell'Eurozona. Questa è anche la grossa differenza, ad esempio, col paragone che fanno molti sulla bolla del 2000, dove tutti i mercati erano valutati a dei prezzi non sostenibili, mentre oggi c'è differenziazione e abbiamo visto all'inizio che il mercato sta cominciando a distinguere tra mercati cari e mercati meno cari. Quindi l'idea è che al di là di episodi di volatilità di breve che possono avvenire, i mercati azionari rimangano interessanti. Infine veniamo da un anno in cui il dollaro si è indebolito, l'euro si è rafforzato, abbiamo già detto quali sono state le implicazioni sia sui tassi che sugli utili. Adesso il movimento si è rallentato, l'idea è che possa eventualmente proseguire l'indebolimento del dollaro perché la Federal Reserve sta tagliando ancora i tassi, la BCE è ferma, però non con l'intensità che ha avuto quest'anno, quindi potrà essere un movimento più lento. Rimaniamo noi, ad esempio, finiamo l'anno e lo inizieremo sottopesati dollaro, nell'idea che ci possa essere ancora un po' di indebolimento, però l'impatto generale sugli altri mercati non sarà così forte come è stato l'indebolimento del dollaro, il rafforzamento dell'euro quest'anno. Questo è quanto per il The Globe che chiude il 2025 e guarda il 2026. Vi do l'appuntamento a questo punto al nuovo anno, augurandovi buone festività.